Esistono delle ragioni scientifiche alla base delle differenze del rischio da contagio di coronavirus tra uomini e donne. Non è solo una tendenza epidemiologica, l'enzima che il virus sfrutta per entrare nelle cellule è più espresso nell'uomo, ecco perché sono più colpiti. E prendo il colpo. Dio mio, non sarà mica una cosa tanto grave, sarà un po' di influenza. Influenza. Quest'anno l'influenza è terribile, è letale. I morti così. Specie chi non ha il cuore forte. Già, se il cuore non regge. Proprio quello che è successo al marito della signora Pacchioni, poverino, scompenso cardiaco, sì. Anche il marito della Fioraia è morto per la stessa ragione. E il marito della signora Antonietta, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma è possibile che questa influenza se la piglia solo con i mariti? Ma ci vuole un po' di comprensione, santo cielo. Ci sono anche le mogli. Le donne, forse per ragioni evolutive, sono naturalmente più forti nei confronti delle infezioni e non dimentichiamo che la donna ha 2 cromosomi X, uno in più rispetto all'uomo, e molti dei geni legati all'immunità si trovano proprio sui cromosomi X, fornendole il doppio di queste risorse. Infine, gli ormoni sessuali, il testosterone, ormone sessuale maschile, è generalmente un immunosoppressore, mentre gli estrogeni, importanti ormoni regolatori sessuali femminili, tendono a essere immunostimolanti. Da uno studio clinico dunque è emerso che gli uomini hanno un tasso di mortalità significativamente più alto e manifestano una sintomatologia peggiore indipendentemente da età, sintomi rispetto alle donne. Quindi gli uomini, soprattutto se anziani, sono più vulnerabili delle donne alle infezioni virali e alle loro evoluzioni negative.